Ben ritrovati in diretta ancora insieme. Parliamo quest'oggi di tristezza natalizia. Ha un nome, si chiama Christmas Blues. Una persona su due durante questo periodo a ridosso delle festività natalizie si sente triste, si sente vuota, prova un senso di angoscia e di malinconia. E oggi capiremo da che cosa dipendono queste sensazioni e anche come affrontarle. In studio con me c'è il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Buongiorno e ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi ed aiutarci un po' meglio a capire questo fenomeno che, come abbiamo capito, ha un nome vero e proprio. Quindi a Natale siamo tutti un po' più contenti o un po' più depressi, inteso ovviamente come generale sentimento di malinconia e non come la patologia, insomma, un po' più seria che è quella legata alla depressione. Allora, cominciamo subito a complicarla e diciamo che una parte sicuramente è più contenta, vive il clima natalizio, la celebrazione della famiglia, dello stare insieme, della parte affettiva di noi, ed una parte di persone sicuramente ne risente. Ne risente proprio nella misura in cui alle loro spalle c'è una ferita e che in qualche modo, non essendosi rimarginata, si rifà sentire nel periodo natalizio o comunque nei periodi festivi, no? Perché questo effetto ce l'abbiamo in realtà sia nelle feste natalizie, ma anche diciamo verso il fine dell'anno, il classico Capodanno, e un pochino anche verso Pasqua in realtà. Si ha un po' questo effetto di calo dell'umore, di momento di resa dei conti, no? Quindi effettivamente è abbastanza variegato il panorama. Certo, le persone che soffrono il Natale tendenzialmente ci raccontano di una loro sofferenza che è bene rispettare, ma è anche bene trattare, io dico, cioè prima o poi è un disturbo che dovrebbe spingere la persona a prendere un provvedimento ed essere rimediato, altrimenti questa tristezza tende a protrarsi negli anni in modo abbastanza ciclico, no? Ed è anche peggio se la ciclicità viene imparata dalla persona, perché è già un po' un modo per anticipare ciò che verrà. Quindi si crea come in una valanga un masso ne coinvolge altri. Quindi un po' affrontare queste sensazioni che magari si possono provare durante il periodo delle festività, ma poi scopriremo e capiremo che in realtà sono forme di disagio che possono comparire durante tutto l'anno, anzi ogni stagione ha una sua particolare forma di disagio. E quindi io invito anche voi da casa a chiamarci allo 0422 16 28 332 e perché no magari condividere con noi e affrontare insieme al dottor Michele Canil quelle che possono essere le vostre sensazioni, la vostra malinconia che può insorgere proprio durante questo periodo dell'anno. Una persona su due, insomma un'incidenza importante. Sembra un'incidenza importante, poi bisogna sempre verificare che cosa sta dietro le statistiche, perché vanno lette giustamente in un modo anche tecnico, no? È giusto dare un'opinione generale, ma poi bisogna sempre vedere che cosa nascondono i numeri. Possiamo dire che la situazione attuale in più è carica del nostro passato recente, perché non dobbiamo dimenticare un po' gli effetti del dopo Covid, non dico post-Covid perché diventa una patologia a sé, ma del dopo Covid, in cui purtroppo questa particolare situazione ha creato una cassa di risonanza, no? Ha amplificato tutte quelle situazioni che prima erano latenti o appena prima della soglia di un disturbo, no? Le ha slatentizzate e quindi hanno creato un'amplificazione di tutta quella parte che è anche una fetta grossa dell'insieme della torta, di tutte quelle situazioni che noi definiamo prodromiche, quindi che anticipano ma ancora non sono, che sono quasi, ecco. Quindi quelle situazioni sensibili sotto il punto di vista della manifestazione di vari sintomi, che possono essere i sintomi d'ansia, disturbi da panico, dell'umore, delle relazioni, le dipendenze affettive, ce ne sono molte, che essendo contenute poi non lo sono più state, e quindi stiamo assistendo anche un po' a quest'era qui.
Ovviamente nel periodo natalizio si ha quello che statisticamente si sa da moltissimo tempo, sia un po' un effetto di innalzamento e di manifestazione. Ovviamente qua c'è una sensibilità generale che è molto diversificata da una persona all'altra. L'invito è sempre di provare a stare vicino alle persone che ne soffrono particolarmente, perché il calore della vicinanza le può aiutare ed è già veramente una prima forma di terapia, quindi teniamone conto. Ecco, è curioso, no? Perché secondo l'immaginario comune il Natale è il momento più bello dell'anno, intriso di gioia, di amore, di condivisione, è sinonimo di famiglia, di feste, di ritrovi, però c'è anche questo rovescio della medaglia, no? Per alcune persone. Nasce tutto da delle ferite che magari rimangono sepolte per molto tempo e durante appunto questo periodo dell'anno possono riemergere in qualche modo. Come insomma, da professionista, quali possono essere le ferite che rimangono per molto tempo, magari appunto sepolte dentro di noi e poi improvvisamente riemergono e ci fanno sentire questa sensazione? Che cosa osservate come specialisti? Allora, diciamo che il più ampio spettro di situazioni lo si vede intorno al tema dell'abbandono e della perdita. Cosa vuol dire? Che lì dove noi esseri umani tendiamo a rivivere attualizzando i nostri sentimenti passati, no? Questo lo ha messo in luce anche l'OMS, per dire, con molte ricerche e studi, comprendendo come la nostra emotività nell'attuale non sia altro che un riverbero di ciò che abbiamo vissuto nei primi, si parla spesso, 1000 giorni di vita, no? Quindi i primi anni della nostra formazione sono quelli fondamentali, soprattutto per ciò che riguarda la teoria dell'attaccamento, quindi il tipo di attaccamento che abbiamo avuto con le figure genitoriali o in modo più ampio con le figure di accudimento. Lì dove ci sono dei traumi, diciamo se parliamo di situazioni più gravi, oppure lì dove ci sono delle ferite per vari motivi, non stiamo accusando i genitori, ma a volte si creano delle situazioni, anche semplicemente una mamma malata che non può seguire come dovrebbe i figli o un papà assente per questioni di lavoro, eccetera, lì si possono creare delle piccole spaccature a livello di continuità affettiva ed ecco che si creano un po' sensazioni di rifiuto, sensazioni di abbandono e quindi che vanno inevitabilmente a influire e ad avere un'implicazione sulla formazione dell'autostima del bambino. Quell'autostima poi creerà nell'adulto molto probabilmente una sensibilità rispetto all'argomento. Se noi immaginiamo una rottura di un legame affettivo in età adulta, possiamo ben capire con questa premessa come vada a ricollegarsi a un sentimento che è molto più antico, che è un po' la paura di essere abbandonati, di non avere un valore per l'altro e quindi chiaramente va a toccare l'autostima. Possiamo ben comprendere come in un periodo natalizio in cui magari possiamo vedere molte persone felici o che si riavvicinano, che si ricongiungono con i propri cari, ecco che quella persona andrà un po' in sofferenza. Questo è un esempio generico ma che spesso è un po' la base di ciò che avviene soprattutto in questo periodo. E di ciò che osservate. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, Bene. buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono la signora Patrizia da Oderzo. Volevo sapere, dopo la mancanza del papà che è successa nel 2015, proprio il 17 di dicembre, quindi a ridosso delle feste natalizie, io da allora praticamente non riesco più a mettere luci in casa, a tirar fuori le cose di Natale che mentre prima magari potevano farmi più piacere. E vorrei sapere com'è che magari si può affrontare questa cosa e superarla, perché cioè proprio è
un qualcosa che ti rimane dentro. Grazie. Grazie Patrizia, grazie per aver condiviso con noi, ecco, un po' la sua sensazione, il suo umore. Dottore, che cosa possiamo dire? Qui c'è una perdita importante di una figura genitoriale importante come quella del papà, Sì, che lascia un segno naturalmente. Ecco, esattamente questo. La signora Patrizia ci ha raccontato come questo dolore in fondo non sia ancora una ferita rimarginata, ma un pochino aperta, no? Quindi ovviamente si crea un contrasto di emozioni, per cui accendere delle luci è un po' festeggiare la famiglia, ma che alla signora Patrizia in realtà è legato all'assenza della figura importante. Quindi mi permetto di dire che probabilmente andrebbe trattata questa sofferenza, nel senso che andrebbe un po' vista e risolta. Al giorno d'oggi abbiamo molti metodi validi per farlo e anche relativamente veloci, quindi insomma varrebbe la pena provare a riparare le parti danneggiate affettive, no? Che ovviamente si manifestano in situazioni come queste, ma probabilmente non solo. Piccolo passo, magari accendere un albero di Natale in casa, visto che la signora ci dice insomma, che ha difficoltà a festeggiare questa festività perché le ricorda chiaramente un'assenza, una mancanza, quindi insomma un piccolo passo e poi sicuramente può essere valido un aiuto, un confronto, una condivisione magari con uno specialista. Sicuramente un piccolo passo o dei piccoli passi, cioè tutto ciò che possiamo fare autonomamente proviamolo, perché è la prima linea di difesa e dà anche molta soddisfazione perché usiamo le nostre risorse, no? Quindi questo è importante sicuramente. Poi insomma dietro una perdita ci sono molte riflessioni da fare, ad esempio sul ruolo che la persona che abbiamo perduto aveva per noi. Se il ruolo è stato fondamentale e quindi il livello di dipendenza in quel rapporto era alto, chiaramente la perdita è ancora più importante. Premettendo che l'uso della parola dipendenza non è una parolaccia, no? La dipendenza esiste. Non è per forza negativo. Non è negativa, tendenzialmente la usiamo con accezione negativa. Un pochino di dipendenza serve nei rapporti perché stabilisce l'affettività e il ritorno anche dell'affettività, no? Quindi l'essere corrisposti. Troppa dipendenza ci si scotta, crea relazioni difficoltose o che poi lasciano troppo il vuoto, la giusta misura sarebbe l'ideale. Non sempre però riusciamo ad avere il controllo su questo e a volte viviamo semplicemente delle relazioni che ci lasciano più o meno un peso in senso positivo o no e che poi potrebbero creare un po' il senso di vuoto. Chi sono un po' le persone più colpite da queste sensazioni appunto che insorgono in determinati momenti dell'anno come nel periodo natalizio? Cioè, sono un po' più le donne, che ci ha chiamato infatti Patrizia, sono più gli uomini, sono gli adulti, gli anziani? Come possiamo descrivere anche da questo punto di vista il fenomeno? Allora, tendenzialmente si direbbe che sia più sbilanciato sul versante femminile, se guardiamo la questione di genere. È anche vero che sul versante maschile sembrerebbe che, almeno per gli anni passati, si chieda meno aiuto e quindi sfugga un pochino alla statistica. È anche vero però che purtroppo se andiamo su episodi più tragici in cui l'aspetto depressivo e la malinconia portano a gesti anche importanti, purtroppo, il genere maschile tenderebbe a portare più a termine questo esito così nero, diciamo. Rispetto alla popolazione degli anziani è maggiormente sentito, sì, per diversi motivi, uno un po' fisiologico, che il tono dell'umore non è detto che sia sempre ottimale nell'anziano, a volte amplificato un po' dalla situazione di solitudine, no? E quindi l'isolamento dell'anziano è un problema annoso di cui si parla non negli ultimi anni, ma addirittura da centinaia di anni. Proviamo a stare un po' più vicini ai nostri cari, ai nostri anziani. A volte si creano anche delle situazioni per cui si può avere vicinanza ad anziani che non sono nostri parenti, ma magari si instaura un bel rapporto e quindi potrebbe essere molto molto utile un piccolo gesto in questo senso.
Lei ha parlato di tono dell'umore e sappiamo che è legato alla serotonina. È davvero tutto dipendente dalla serotonina, come sentiamo spesso dire? La serotonina è molto importante, sì, perché regola il tono dell'umore, regola un po' le sfumature, le attribuzioni che noi diamo ai fatti che ci capitano, quindi va a mediare anche un po' il senso delle interpretazioni che facciamo del nostro mondo, no? Quando diciamo ma che bello questo tal oggetto, la poltrona, o che brutta la poltrona, in realtà stiamo mediando comunque un'informazione oggettiva, ma con uno specchio, diciamo con un colore che è il tono emotivo con cui lo viviamo noi. La serotonina, attenzione, non è necessariamente quell'ormone che se ce n'è di più stiamo meglio, se ce n'è di meno dipende tutto da lei. Si è visto che è anche bionivoca, cioè nel momento in cui stiamo particolarmente bene, siamo sereni, la serotonina è automaticamente più alta, quindi in parte la stimoliamo noi, in parte lei stessa stimola noi. Quindi c'è l'aspetto biologico e l'aspetto psicologico, o meglio l'aspetto del neurotrasmettitore nella giusta quantità o meno, e l'aspetto psicologico che si influenzano contemporaneamente. Quando ci sono problematiche e bisogna intervenire con diversi mezzi, tra cui quello farmacologico, ecco che una prescrizione che si è rilevata particolarmente efficace, soprattutto in abbinamento alla psicoterapia, è proprio quello di dare un farmaco che agisce sulla serotonina e quindi tende a lasciarne una maggior quantità disponibile. Ecco. Quindi è abbastanza centrale, ma possiamo anche stimolarla noi stessi con delle accortezze, con il comportamento. Oggi noi parliamo prevalentemente di tristezza natalizia, però possiamo dire che un po' ogni stagione ha la sua tristezza o la sua patologia addirittura, dottore. Questo sì, lo si vede soprattutto dalle ricerche che osservano l'andamento dei disturbi in lunghi periodi, non solo all'interno dell'anno, ma in più annate, no? Ad esempio, noi sappiamo benissimo come, insomma, nella storia i disturbi gastroenterologici hanno un loro risveglio, ad esempio, non so, la gastrite o il reflusso verso la primavera, per la stimolazione, per il cortisolo, o anche in alcuni periodi del fine anno come novembre e dicembre. Ecco, la stessa cosa parimenti succede anche in ambito psicologico e psichiatrico, quindi ci sono delle fasi, dei momenti dell'anno scanditi precisamente, che sono appunto le ricorrenze, e pari passo anche alcuni disturbi, come può essere appunto il disturbo affettivo stagionale, che una volta si chiamava depressione stagionale, hanno alcune fasi all'interno dell'anno, che sono sicuramente le feste natalizie e Capodanno, poi c'è un'altra ondata di picco verso la primavera, il momento della Pasqua più o meno coincide, e poi c'è un terzo picco, diciamo per sommi capi, nel periodo estivo, soprattutto agosto, nel mese più caldo, dove magari questo riguarda anche patologie un po' più importanti come le psicosi e i disturbi da impulso. E quindi questo ci ha fatto imparare nel tempo come appunto la stagionalità ha un suo ciclo e dobbiamo un po' prevenire, ecco, a livello clinico ma anche a livello sociale. Certo. Poco fa parlavamo di abbassamento di tono dell'umore, no? Con la serotonina che può, insomma, la sua regolazione può abbassare o comunque alzare il tono dell'umore. Quali altre cause possono portare ad un abbassamento del tono dell'umore? Lo stress, l'insonnia? Non lo so, che cosa può essere che ci porta comunque a vivere delle giornate un po' sottotono, un po' fiacche? Citiamo Paracelso, poverino, cioè diciamo così, tutto è veleno, niente è veleno, ma dipende dalla dose. Allora sì, assolutamente lo stress, ma citiamo anche eventi di vita, no? Ad esempio una persona può avere un lutto
È assolutamente normale che nel lutto ci sia un abbassamento dell'umore, perché è una reazione consona, dovuta. Sarebbe strano o diciamo sarebbe particolare il contrario. Anche se bisognerebbe fare una parentesi, a volte la reazione opposta davanti a un lutto è un meccanismo di difesa, non è assolutamente un desiderio di esprimere gioia. Però, stando sulla tristezza, sulla malinconia, come alcuni la chiamano, ci sono anche reazioni normalissime in cui è, diciamo, naturale. Ad esempio, prendiamo il lutto o forte stress, oppure l'insonnia, come citava lei. È assolutamente naturale che ci sia un abbassamento dell'umore perché dovuto appunto ad una condizione ben chiara e che in tutti quanti genera quel tipo di effetto. Quindi la serotonina si regola a sua volta. Nel post-lutto sicuramente è più basso il livello, siamo tristi, abbiamo la perdita, siamo amputati da un punto di vista affettivo, no? Quindi dobbiamo viverci quella tristezza, anche perché quello sarà il processo di rielaborazione di ciò che è accaduto, altrimenti rischiamo di desiderare di compiere un salto oltre l'evento che è successo, facendo finta di niente, negando, ma in realtà quello molto più probabilmente svilupperà un sintomo, perché non ce ne siamo occupati o perché le circostanze non ci hanno permesso di occuparcene. Quindi insomma che la serotonina ci comunichi più o meno qualcosa è anche fisiologico e desiderabile. Quando è troppo o quando si protrae per un tempo troppo lungo, beh, insomma lì è il caso proprio di agire. Facciamo l'esempio dello stress, una persona che lavora 12 ore al giorno, che non ha mai tempo per sé, che comincia a sviluppare dei sintomi, che affettivamente è isolato, lì sicuramente la questione, se si protrae nel tempo, andrà a sviluppare una qualche patologia. Quanto incide la mancanza di sonno? Perché l'insonnia è una tra le patologie, comunque tra i disturbi più diffusi, insomma, tra la popolazione. Quanto incide appunto anche su questo tema e sul tono del nostro umore e sulla capacità di appunto affrontare le giornate in maniera equilibrata? Moltissimo, moltissimo, e faccio un esempio che sicuramente tutti noi abbiamo provato almeno una volta, cioè è successo almeno una volta nella nostra vita che abbiamo dormito male una notte o due e ci siamo accorti che il giorno dopo vedevamo nero. Come dire, non è tanto l'oggetto che osserviamo, ma è l'interpretazione, no? La sfumatura di colore che diamo. Quella è la parte affettiva che abbiamo tutti e che è molto mediata da un buon riposo. Ovviamente abbiamo una quantità di ricerche su questo enorme, no? Quindi proprio abbiamo sancito, visto e rivisto quanto il sonno, se di buona qualità o se di ore sufficienti, anche se non di buona qualità, attenzione, perché questa anche è una cosa da dire, almeno una quantità di ore sufficiente va a ripristinare una serie di livelli adeguati per il nostro umore, per i nostri neurotrasmettitori, ma anche dal punto di vista più strettamente organico. Lì dove quantitativamente o qualitativamente non è adeguato, va a crollare immediatamente anche il tono dell'umore. Si può arrivare addirittura con forti privazioni del sonno, diciamo, ad una sensazione di derealizzazione, quindi a dei sintomi importanti dal punto di vista psicopatologico. Non ci si sente più nella propria vita, non si riconoscono più i propri affetti, si ha proprio un vero e proprio distacco relazionale, il tono dell'umore estremamente basso, eccetera. Ci sono degli esperimenti che hanno misurato appunto tutti questi parametri anche dopo diversi giorni di privazione del sonno, a parte che erano esperimenti molto rischiosi perché ovviamente di mancato sonno, come dire, le conseguenze possono essere gravi, però ci hanno fatto vedere chiaramente come c'è un crollo di tutto quanto. Quindi il sonno si trascina dietro tutto. Non è certo la notte insonne, ma ricordiamoci che dopo una notte insonne il giorno dopo tendiamo a vedere un po' grigio, se non nero. Ecco, dottor Canil, non è una novità che incida moltissimo anche quelle che vengono chiamate variabili climatiche e quindi il sole, la pioggia, il meteo della giornata oppure la quantità di luce nel periodo invernale, per esempio.
Anche questo è un aspetto che viene considerato e che incide profondamente sul tono dell'umore delle persone. Questo è interessante, no? Perché abbiamo i nostri, diciamo così, vicini di casa dei paesi nordici che ben conoscono questo effetto. Lì dove la luce è molto ridotta, la vitamina D, che ha un ruolo fondamentale, è molto ridotta, abbiamo un effetto ovviamente sull'umore. Basti pensare che diversi ministeri dei paesi nordici avevano, o forse in qualche stato ancora c'è, avevano introdotto la vitamina D nel latte, proprio per garantire un livello minimo a tutta la popolazione che doveva far fronte ad un inverno buio, sostanzialmente, senza luce, che ha una doppia valenza, una valenza da un punto di vista fisiologico, diciamo così, organico, tanto per dire, perché l'assorbimento della vitamina D lo possiamo avere anche attraverso la pelle, non solo per un mezzo esterno che può essere l'integratore, il farmaco, e una valenza ovviamente anche lì, torniamo, affettiva, cioè del tono, del colore che noi diamo alla vita, no? Svegliarsi ad un'ora in cui è buio, il sole non sorge mai, arriviamo a casa è ancora buio dopo una giornata di lavoro, facciamo qualcosa col fidanzato, con gli amici, con i figli, è ancora buio, andiamo a dormire che è ancora buio. Quindi questa è una condizione abbastanza difficile da immaginare su un tempo lungo e quindi la valenza che noi ne diamo, la lettura umana che ne diamo è messa molto alla prova. Chiaramente non c'è solo questo come dire, un calo dell'umore si è riscontrato anche in paesi in cui ci sono molte precipitazioni, quindi un clima molto umido piuttosto che molto piovoso, o condizioni comunque ambientali difficili. Allora c'è proprio una considerazione da fare rispetto all'ambiente, che anche l'ambiente ha la sua parte importante. Nelle nuove ottiche in sanità, appunto, ci sono gli aspetti psicologici, biologici e ambientali che ovviamente hanno la loro parte importante. Attraverso la nostra pagina Facebook ci è arrivata un'altra condivisione, la chiamiamo così oggi, di una telespettatrice che è Antonella e ha 35 anni e ci dice che quando si avvicina il Natale vorrebbe solo addormentarsi e risvegliarsi quando tutte le festività sono concluse. Ci scrive: anche quest'anno non ho concluso niente, mi aspettano i parenti che mi chiederanno le solite cose, tra cui perché non hai ancora il fidanzato, e io sarò costretta a giustificarmi. Mi fanno sentire più sbagliata di quello che già mi sento. Qui non c'è un trauma di una perdita come nella telefonata di Patrizia, ma c'è comunque una condizione che causa un malessere profondo. Non vorrei sbilanciarmi, ma probabilmente se non c'è un trauma di perdita in Antonella c'è comunque una qualche altra forma traumatica che ha ferito, diciamo così, la sua autostima. Perché Antonella ci sta raccontando di come la sua vita probabilmente non la ritiene soddisfacente, o perlomeno gli hanno fatto credere che non sia soddisfacente così com'è. In qualche maniera sembra non arrivare a degli obiettivi, ma bisognerebbe capire quali sono per lei, e si trova molto in difficoltà ovviamente nel momento in cui i parenti li vive come un tribunale che chiede una resa dei conti, quindi sapendo e anticipando che arriva quel momento lì ovviamente non può stare bene. È un'esperienza anche questa che più o meno abbiamo potuto fare tutti, no? Quando i parenti ci dicono allora come è andata a scuola, piuttosto che in età adulta come sta andando a lavoro, perché non hai la fidanzata, ma cosa farai a Capodanno, con chi vai in vacanza, e non sentiamo di avere una risposta che può dar merito alla domanda, ci troviamo in difficoltà e in imbarazzo. In questo caso Antonella forse è stata sovraesposta a questo e la mette in una posizione molto scomoda, no? In cui deve pubblicare qualcosa che per lei è scomodo. Questo mette in difficoltà chiunque.
Anche perché proprio verso la fine dell'anno molte persone hanno un po' un'abitudine che è quella di tirare le fila, insomma, e fare un bilancio dell'anno che è appena trascorso, e questo a volte può far sentire un po' inadeguati e insomma creare un disagio emotivo, no? Anche questo è un aspetto, insomma, da considerare. Assolutamente, se abbiamo un bilancio buono, beh, insomma, di solito nessuno si lamenta. Lì dove il bilancio riteniamo che non sia qualcosa che ci dà un valore, beh, insomma, comincia a diventare abbastanza pesante. È abbastanza comune, tuttavia, che l'essere umano tende a, dentro di sé perlomeno, a trarre delle conclusioni, a dare un senso a ciò che vive ogni giorno, e figuriamoci sulle scadenze. Per alcune persone spesso è anche il compleanno il momento un po' di trarre delle conclusioni, e quindi possono essere positive o negative. Chiaro che se parliamo di una di quelle situazioni in cui è già un po' precario l'umore, o ci sono dei disturbi d'ansia, o ci sono delle situazioni sentimentali non soddisfacenti, è molto amplificato, no? Lei poco fa ha nominato, no, la famiglia, ci ha scritto Antonella appunto che durante le feste c'è quasi una pressione da parte dei familiari che insomma fanno queste domande anche molto, molto personali. Il periodo natalizio naturalmente si creano quelle occasioni di festa in cui si viene in qualche modo a contatto con i parenti, con i conoscenti, alcuni anche poco graditi. Si passa molto tempo magari anche con familiari con cui ci sono delle questioni irrisolte e che possono tornare a galla proprio in questo momento. Meglio risolverle prima di arrivare alle festività natalizie, meglio evitare proprio direttamente il contatto con queste persone? Sì, la risposta migliore da un punto di vista qualitativo è dipende. Cioè, se si possono risolvere prima, meglio risolvere prima, se no vanno a intaccare sia il nostro vivere il Natale, ma anche appunto quell'aspetto che citavo prima, no? Che è la tendenza ad anticipare gli eventi che tutti noi abbiamo. Quindi cominceremo a star male già a novembre, sapendo che in tot giorno, in prossimità del Natale, vediamo quella persona che ci farà quella domanda. Lì dove non è risolvibile, o comunque diventa un argomento che va a toccare situazioni troppo drammatiche, forse è meglio prendere altri provvedimenti, oppure comprendere se sia meglio esporsi o no a questo tipo di... Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, mi chiamo Paola. Buongiorno Paola, buongiorno, ci dica pure. Buongiorno. Volevo appunto dire la mia anche per questo periodo di prenatale, che sento particolarmente ansioso, perché si aspettano tutti delle cose, anche regali, così, e magari non si riesce sempre di riuscire a comprare cose, magari oggetti o pensieri, così, anche appunto per un periodo così magari un po' particolarmente difficile, così un attimino, e quindi mi sento tanto frustrata, questo non poter, come dire, non poter esaudire i desideri magari dei miei figli o così, ecco, proprio qua. Grazie Paola per aver condiviso con noi, ecco, il suo pensiero. Grazie. Mi piace sentire il consiglio dello psicologo, veramente. Grazie Paola. Un po' di ansia da prestazione durante le festività comunque subentra, no? Un po' perché ci sono i regali da fare, come ci dice Paola, un po' perché appunto si incontrano i familiari, le aspettative magari anche dei più piccoli sono insomma alte. Sì, credo abbia molto centrato proprio l'ansia da prestazione. Allora, proviamo a dire questa cosa, cioè in fondo è anche un bene provare a tornare alle cose semplici, no? Perché siamo, lo leggiamo tutti i giorni sul giornale, siamo una società consumistica.
dobbiamo anche pensare che in fondo è il gesto che conta e più del regalo, che sicuramente nei bambini è un'aspettativa alta, ma più del regalo è tutto ciò che abbiamo fatto prima, che a loro resterà fino alla vita adulta e fino a che saranno anziani. Perché noi notiamo nel settore che i ricordi di quando siamo piccoli rimangono per tutta la vita, quindi l'affetto che Paola può dare ai loro figli non è paragonabile al regalo o al non regalo, ma insomma a volte anche una piccola cosa può avere un grande valore però per i bambini. Direi che il Natale perfetto non esiste, esiste forse la versione migliore che ciascuno di noi può costruire per se stesso e per la propria famiglia. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno dottoressa, a lei e al dottore, sono Sebastiano da Abano. Buongiorno E Sebastiano, appunto, ci dica pure. Buongiorno. Niente, io volevo fare un appello, cioè ci vorrebbe secondo me un numero anche contro la gente che ha magari momenti di depressione, un numero verde dove una può chiamare. Glielo dico come esperienza, purtroppo ho avuto nel 2020 una brutta esperienza, ho avuto un momento molto difficile e allora in quel momento non c'era un numero dove uno si può confidare, perché confidarsi con i parenti magari non sono tutti che si confidano, hanno la forza di confidarsi con i parenti. Allora ho avuto la fortuna che mi è venuta l'idea di chiamare purtroppo il 113 e naturalmente quel 113, quell'operatore è stato una persona non buona di più, mi ha saputo ascoltare, mi ha mandato la macchina di polizia e mi hanno ascoltato, mi hanno dato un aiuto. E io a quel poliziotto sicuramente gli devo la vita, perché era un momento, guardi, molto difficile. E quel poliziotto è stato veramente un professionista e spero che un giorno lo possa incontrare questo poliziotto qua, questo operatore qua. E appunto ci vorrebbero dei numeri verdi dove una può chiamare e invece qua non ce n'è purtroppo, c'è il numero antiviolenza, il numero, gli altri numeri, ma non c'è un numero dove si possono anche ascoltare i problemi della gente, magari si potrebbero ascoltare i problemi, magari potrebbero risolvere i problemi della gente, perché a volte magari basta parlare 5 minuti e una già risolve il problema. La ringrazio. Grazie per il suo spunto, Sebastiano. Grazie. Grazie a lei. Nei momenti di difficoltà e di disagio, insomma, sono complessi naturalmente da gestire in autonomia, no? Quindi certo. Effettivamente forse ci sarebbe la necessità di un sostegno, no? Vado un po' a memoria, in passato credo sia anche stato fatto, poi sicuramente il signor Sebastiano solleva una questione che può essere interessante, è molto bella anche la storia che ha raccontato rispetto a questo agente di polizia che io penso spesso le forze dell'ordine si trovino in situazioni da gestire che non sono solo di ordine pratico, ma sono proprio di ordine psicologico. Infatti spesso poi ci sono anche dei corsi che vengono fatti appositamente. Ricordo ad esempio in Stati Uniti che era stato fatto molti anni fa un corso di formazione a tutti gli agenti di polizia a tappeto sull'analisi transazionale, che è una metodologia che permette anche un approccio veloce e psicologico. Però insomma questa è una bella storia e che in qualche modo è stata molto importante, come diceva il signor Sebastiano, per lui, perché gli ha dato quel supporto di cui aveva bisogno in quel momento. A volte va così, a volte non va così perché non si trova il supporto o non è sufficiente, diciamo, un intervento unico. Invitiamo tutti comunque a provare anche ad appoggiarsi ai servizi pubblici, alle risposte che già ci sono nel territorio, pubblici o privati che siano, per cercare di avere una risposta e insomma salvare anche potenzialmente situazioni che potrebbero evolvere in maniera peggiore.
Certo, anche perché insomma mi sembra di capire che l'aspetto fondamentale sia quello di chiedere aiuto, di condividere, di parlarne, e già questo insomma è un ottimo primo passo, ecco, per venire a capo insomma di questi momenti un po' di disagio. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? È in diretta? Con la Giovanna. Buongiorno Giovanna. Avrei una curiosità dal dottore. Una persona che non ha desideri, in questo periodo si sentono tutti infelici perché anche giustamente c'è un problema di disagio totale, ma tutta questa infelicità sembra in questi giorni che sia legata alla natalità, a Natale. Dico io, penso io, ma non so se sono giusta. La gente che si affanna così tanto con tutte ste cose, sti regali, ste robe, ste cose che sono proprio materiali. Ha senso affannarsi per tutto ciò che non si può fare e che non si può avere? O sarebbe più logico accettare quella situazione che si presenta giornalmente davanti? Ecco, vorrei un pensiero dal dottore per sapere se sono io fuori di testa o se... Grazie Giovanna, abbiamo capito benissimo il suo pensiero e ha ragione, no? Ci si affanna in questo periodo, come dicevamo prima, un po' perché si vuole accontentare tutti, si vuole, insomma, è il Natale, insomma, è il periodo più bello dell'anno, insomma, per molte persone, per cui anche c'è questo aspetto. Signora Giovanna ha intuito una cosa molto importante, no? Cito sempre ricerche scientifiche, ma questa è anche semplicemente una statistica. Pensiamo solo al fatto che le tendenze suicidarie o proprio i suicidi compiuti calano quando una società è in crisi economica o di altro tipo. Invece riaumentano i suicidi in uno Stato, nella generalità, quando ritorna un grande benessere economico. Questo lascia un po' spiazzati, no? Perché si direbbe a buon senso il contrario. Certo. In qualche modo si lascia intuire che il doversi riavvicinare come non solo nucleo familiare, ma come aspetto di solitudine che la nostra società, secondo me, sta soffrendo, ecco, quello probabilmente è già un grosso passo per andare a diminuire le situazioni così drammatiche. Quindi la signora Giovanna ha intuito bene. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo a parlare di questo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, torniamo in diretta, stiamo parlando di tristezza natalizia, quella sorta di sentimento di malinconia, tristezza, un po' di disagio che si vive durante le festività, ma che insomma abbiamo capito essere tipico anche di altre stagioni, altri periodi dell'anno. Dottor Canil, il primo passo, come dicevamo, è sicuramente chiedere aiuto, condividere, parlarne, ma poi anche questi sentimenti un po' tristi, un po' negativi vanno anche accettati e magari utilizzati come strumento per, non lo so, un'opportunità di crescita e insomma di crescita personale. Assolutamente sì, ricordiamoci sempre che non esiste o il bianco o il nero, ma esistono molte gradazioni e quindi a volte è anche naturale se c'è stato un evento, se c'è stata un'annata particolare, se abbiamo avuto un dispiacere in quel momento lì, dobbiamo presumere che succederà una celebrazione diversa del Natale, no? Che magari ha una connotazione diversa, che non ho detto che l'anno dopo sia uguale. Quindi provare anche ad accettare la natura degli eventi, che a volte diventa difficile in quest'epoca in cui si pensa di poter metter mano a qualsiasi cosa, no? Invece dobbiamo anche ricordarci che a volte qualche cosa accade passivamente rispetto a noi e dobbiamo accettarlo. Accettare non è facile, però insomma è un invito anche a provare a rivedere questa parola che a volte ci può anche aiutare fortemente.
Dottor Canil, lei è prorettore dell'Accademia Internazionale delle Scienze Costantiniana, quindi il vostro è un punto di osservazione molto prezioso grazie anche al costante confronto che avete con specialisti di altre specialità, insomma. Questo è un tema di cui vi occupate, organizzate anche degli appuntamenti, insomma dei momenti di confronto proprio per scambiarsi quelle che possono essere le esperienze anche tra professionisti sui vari temi, uno su tutti questo. La vostra è un'attività molto importante. Un'attività importante che ha ripreso di recente e ci sarà presto una sorta di diciamo unione anche con l'Università di Durazzo, e per la primavera del prossimo anno è prevista proprio una conferenza, ovviamente sempre aperta a tutti, sul tema della famiglia, no? Noi affrontiamo su diverse tematiche diciamo, gli argomenti, e quindi ovviamente sempre dal punto di vista medico, giuridico e sociale, e sarà uno degli incontri in programmazione, perché poi saranno numerosi. Lo scopo appunto è quello anche di divulgare proprio il sapere, la conoscenza, il creare rete, quindi uno scopo assolutamente positivo e speriamo sempre utile. Siamo quasi in chiusura, dottore. Come facciamo a superare indenni questo Natale? Poi ci sarà Capodanno con la classica domanda: cosa fai a Capodanno? Anche questa insomma, può creare qualche fastidio, diciamo così. Qualche consiglio? Qualche consiglio che rischia di essere... Anche per i più allergici allo spirito natalizio. Oh, che questa è un'altra tematica importante. Allora, proviamo a ricordarci di non stare incapsulati nella solitudine. Questo è fondamentale per tutti noi e vale sempre la pena ricordarlo. Un po' la nostra società ci porterebbe a questo, ma noi proviamo a contrastare e a creare rete. La rete crea calore, crea colore, perché affettivamente ci fa crescere e ovviamente questo fa crescere anche la comunità da un punto di vista affettivo. Proviamo a prendere con naturalezza anche le cose negative, perché questo fa parte della nostra vita, e proviamo a non dimenticare anche i nostri bisogni, senza tener duro sulle sofferenze. Cerchiamo piuttosto una soluzione, altrimenti per mentalità, per retroterra culturale o educativo siamo un po' portati a sopportare, ma invece si può anche risolvere. Magari fare qualcosa anche per gli altri, mettersi a disposizione insomma, dei meno fortunati, insomma, di chi è più in difficoltà di noi, può essere anche questa una chiave di lettura. Molto, molto importante, perché poi c'è anche un ritorno personale su questo, un ritorno proprio in termini di relazione. Anche perché, non l'abbiamo detto, insomma siamo quasi in chiusura, però lo possiamo accennare, questi disagi poi possono riflettersi anche su quelle che sono le relazioni con le persone che ci stanno intorno e creare insomma qualche crepa. Sì, questo anche. Ricordiamoci che le emozioni che proviamo, il clima emotivo che creiamo è un po' contagioso, quindi nel bene o nel male, nel positivo o nel negativo, rischiamo di contagiare gli altri. Se è nel positivo speriamo di creare proprio una nuvola che possa assorbire positivamente anche le persone che ci sono intorno. Grazie al dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, di averci raccontato insomma, quella che è chiamata tristezza natalizia. Auguriamo buon Natale ai nostri telespettatori. Grazie. A casa, dunque, anche per loro, insomma, per coloro che abbiamo sentito qualche testimonianza, insomma, qualche difficoltà c'è, ma insomma il Natale può essere sempre un ottimo momento, ecco, anche per mettersi alla prova e sfruttarlo come opportunità di crescita, come abbiamo detto. Grazie dottore. Grazie, grazie a voi. Grazie anche a voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.